Carlo, una Sì. castagna qua è pelosa e l'altra è glabra. Sì, Sono due razze diverse? due varietà diverse. Ah. Nel caso delle piante si parla di varietà, non di razze come negli animali. Giustamente, parla come un biologo, certo. Questa più rossiccia e glabra è la carpinese. Sì. Questa più scura e leggermente pelosa è la pastinese. Ma quindi ci avete proprio le categorie, sottocategorie qua? Sì. Qua il castagno da voi è proprio un'istituzione. È un'istituzione, è la pianta chiamata anche l'albero del pane, perché si parla di una pianta che dava tutto. Alimento, legname per opera, legname per riscaldarsi, le foglie che servivano per fare la lettiera agli animali, perché la paglia era preziosa perché serviva per rivestire le capanne. Era una pianta che era un po' la versione vegetale del maiale. Del castagno non si butta via nulla. La castagna come il maiale, Esatto. che non si butta via Per esempio, niente. i cardi e le foglie servivano anche come tintura per i vestiti. E le castagne che hanno un'infinità di usi, dal consumo fresco fino alla trasformazione in farina. Il castagneto è anche cura del territorio, paesaggio, estetica.